Hanno scelto lo sbarco fantasma e sono giunti di notte sulla spiaggia di Siculiana, evitando così il pugno duro del ministro Salvini, anche se non c'è stato bisogno in questo caso di bloccare i porti. Lo sbarco è avvenuto, ma i protagonisti in fuga sono stati raggiunti e fermati dalle forze dell'ordine. Si tratta di 25 migranti tunisini che hanno abbandonato una volta giunti a riva la carretta del mare, dileguandosi immediatamente. Grazie all'allarme lanciato da alcuni privati sono state attivate le ricerche da parte dei carabinieri della stazione di Siculiana e dei colleghi di Realmonte e Cattolica Eraclea. Pattuglie di militari sono arrivati sul posto anche da Agrigento. Tra i migranti sbarcati anche 4 minorenni, uno dei quali trovato dai carabinieri ai bordi della statale 115. Le ricerche sono ancora in corso per cercare di individuare tutti coloro che erano a bordo del barcone.